qualcuno mi ha anche chiesto se viene fatta poi una stampa di queste relazioni, ma sul sito ilpaesedellemeridiane.com ci sono i video di ogni relatore, perché la durata massima è 20 minuti, di tutti quelli che sono appunto che hanno partecipato alla festa delle Meridiane. Allora benvenuti a questa nostra manifestazione. Provenite voi costruttori appassionati di meridiane, del mondo gnomonico, da diverse regioni italiane. Se non sbaglio la più lontana è il Lazio, quindi proviene da Roma Tinelli, che eccolo qua. Allora un applauso per Tinelli, però abbiamo Luigi Via, Tasselli, scusa, e abbiamo Luigi Via invece che arriva dalla Val d'Aosta, e poi Gigi Casalegno arriva dal Piemonte, ma poi da Milano abbiamo un altro relatore, dalla zona di Treviso so che sono 13 persone, tra cui anche uno dei relatori. Abbiamo il nostro presidente di Gnomonica Italiana Giuseppe Di Donà, e poi naturalmente altri della nostra regione, ma ne nomino uno, il nostro decano, che è proprio qua davanti, il triestino Paolo Alberi, tutte persone che ai seminari di Gnomonica abbiamo modo di incontrarci ogni anno e mezzo, ma quest'anno il Friuli Venezia Giulia con i suoi gnomonisti organizzerà il prossimo seminario di Gnomonica a Gorizia. Sarà il venerdì pomeriggio 5, se non sbaglio, ottobre, poi tutto sabato 6 e domenica 7, dovrebbero essere queste le 3 date che faremo questo importante seminario di gnomonica nazionale organizzato proprio da Friuli Venezia Giulia dopo tanti anni, perché anni fa, nel 2006, già lo avevamo organizzato a Lignano Sabbiadoro. E quindi avete forse molto di voi letto questa bella festa delle Meridiane con tante iniziative, ma in particolar modo per quello che mi riguarda sono 4 le Meridiane che quest'anno verranno inaugurate. Abbiamo una meridiana qui nel cortile, la numero 1, ma ne parleremo oggi pomeriggio, solo l'accenno, e poi avremo la seconda che verrà presentata come suo funzionamento dall'autore, qui andremo in corteo fino a 250-300 metri dal cortile nel parco dell'asilo, e poi una terza verso Ioannis, è molto particolare anche questa, che è stata in parte presentata lo scorso anno, e la quarta a Ioannis. Queste ultime 2 le inaugureremo su dei pannelli fotografici che avrete visto entrando sulla sinistra. Sono troppe lantane per andare in corteo e poi anche col gruppo folcloristico, e quindi torneremo dall'asilo qui a fare l'inaugurazione, e poi ci sarà la votazione da parte di tutti voi che rimanete per votare quella che vi piace naturalmente di più. Chi andrà via prima c'è la possibilità di votare qua al banco del circolo, avere questa bella opportunità. Quindi una festa molto interessante, anche perché sotto l'aspetto gnomonico nella sala del Consiglio comunale nel pomeriggio si presenteranno anche le 3 macchine gnomoniche. Ogni anno lo facciamo, vengono i loro progettisti e costruttori, e sono uniche al mondo, ma alle 3:30 c'è questa anche bella opportunità. Partiamo, ma prima abbiamo qui la vice sindaco Lucia Giaiot che porta i suoi saluti dell'amministrazione comunale. Buongiorno a tutti. A nome dell'amministrazione comunale vi
stato ripetuto, la festa delle Meridiane è un'unica festa in tutta Europa, orgoglio ancora più grande, e vi auguro un buon lavoro. Se mi permettete una battuta, vi sentite come a scuola? Perché in questa location sembrate tanti alunni ripetenti. Non tanto, non è per me, comunque sì, è un bel effetto con questa stanza. Io posso solo che augurarvi un buonissimo lavoro e comunque ci rivediamo anche nelle varie occasioni durante la giornata. Noi come amministrazione abbiamo ordinato per tempo oggi, quindi auguri a tutti e buon lavoro. Grazie Lucia, grazie molte, e un ringraziamento particolare lo vorrei fare al Conte Formentini. Lui verrà nel pomeriggio, ha 95 anni ed è il proprietario di questo museo, di questo luogo dove noi ci troviamo, che è il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale. Imperiale perché fino al termine della prima guerra mondiale Aiello faceva parte dell'impero d'Austria, non faceva parte del Regno d'Italia, quindi è solo da 90 anni più o meno in pratica che anche Aiello e quindi la parte del Friuli orientale con Gorizia e Trieste sono venuti a entrare nel Regno d'Italia. Pensate che questo museo ha ben 26.000 pezzi esposti, sono 100 metri di lunghezza su questo piano dove ci sono le mostre, la parte più interessante è nel piano superiore e poi le stalle dall'altra parte, quindi è il museo etnografico più grande d'Italia. Il secondo è a Modena che ne ha 13.000 di pezzi esposti che poi non è che si possono comprare perché sono tutti attrezzi che sono stati usati dall'uomo per qualche centinaia d'anni e venivano costruiti appositamente uno per uno dai vari fabbri o specialisti o artigiani dell'epoca. Quindi noi ci troviamo in questo bel luogo e se siamo qui è proprio merito per il Conte Formentini, che lui vive nel suo castello a San Floriano.